una picciotta da Panisi, si vuole fare zitto umanitari, però non ne riesce a trovare a nulla. Ma si sente buono così? Bene. Allora se ne va a Madonna dei Giavani a domandare cittadinanza. Dicendoci, Madonna mia, fammi trovare un peggio picciottesco, abbasato, affissato, appostrato, sistemato, giurischiuso, che sta sopra spaglie, che sta rischiettananne, ma se fosse l'aria. e così turrico fino a quando è arrivata a quarantina, senza combinare lenti, ciccia va e Madonna ci face. Madonna mia, lo sai che ti dico? Visto come vuoi giocare, fai giocare un picciottesco, prima che divento vecchia e riconciuta, mio marito con tuo figlio facendo per monaca. E così è diventato uno suocero ora. Poi tutta contenta, saluta Madonna e se ne va. Ma appena ne esce un naso fuori la chiesa, un vecchio picciotto come ci piace a Iccia, ci fa dichiarazioni e a proposta di matrimonio. Ciccia resta luccuta e lucconata, non sa più soccurire, non sa più soccufare e comincia a picchiare. Se senti cacate, non ti ha risposta con umani, perché dobbiamo parlare con una persona. Già si ribussa la cappella alla Madonna e comincia a dirci: Madonna mia, ma tu capire come sono le cose, perciò mi consacra a Dio, perché hai la vita quando non riesci a trovare un picciotto e manco tempo di riescere in chiesa, abbassati e me ne spunta uno troppo buono, e ti dico la verità, sono tutta a bombata d'amore, ma non mi sta capendo più niente, non è che per caso te ne pentiste, non mi voglio come un'ora, se così non si può fare, mio marito questo bello picciotto che fa bene un rumore, non se ne guarda più, però io ti feci voto di fare monaca e tu solo lo puoi scegliere, perciò tu mi lo dire, mamma di Dani, magari Dio, o ma fare monaca, mamma di Dani, o ma fare monaca, mamma di Dani. e continua sempre sta diritera fino a quando Sancio, lo saristano, comincia a studiare le luci e a chiudere le volte in chiesa dicendo: Signore si chiude, e entra un bus. Signore si chiude, entra Espa. Signore si chiude, entra a teatrale. Allora Sancio tutto un chiacchierato ci va e ci fa: Signore, ma pensi che c'è che va a fare? Va a scuolare in casa, pensi che tanto? A chiudere la chiesa io. Non mi interessa, io mi candido mi scopo, se vivo Maronna non me ne rispondi. Sancio si mette in mano nei capelli con nave e comincia a dirsi: ora come fare per fare esce la chiesa? A chiamare a capitelli dei carabinieri, a mare che arrivi e con tutte le scarpe così. Ma da giù momento si infila in chiesa, lo cancello chiuso a paneggiuzza, pippineggio, un piccerino che domanda le vostre. E a Sancio ci vede una bella pizzata, ci dice: Salve, se caro io, però devo fare una cosa, a vita già picciotta piantata davanti a Madonna, picciotta mio! Oh, ora io mi ci metto a parlare, da stamento con Muccioni, ti infidi la testa della Madonna. E quando Ita comincia a bagnare dicendo: Madonna mia, tu mi la dire, mamma di Tari, o a fare monaca? Tu la farai a Tari ci sta a già voce. Ma la fate monaca! Poi Ciccio, Santo se ne va, ma le Cicci ci face: Signore, può essere che Madonna ci sente perché è una nicchia solitaria? Lo sapete com'è? Avete stati come l'anni, ci potrà vincere la vecchiaia. Prova a se, ma prima la che fuori, c'è da se la appena voce, già. Ah, vedo, non c'è... Oh, ma non riamo! Batteria si scarica. Di mano santo, di mano ragno. E da? Ah, vedi, non ci avevo pensato, anche se mi dicevo, mi ci metto un po' vicina, a così anche se ce l'avevo più. E subito, punta di piedi, si mette disa funciata davanti a statua una Madonna di Giavani, che abbraccia usando bambinetto, s'allenta a panzina, si spucchia l'incipento, si runa la scotolata, il ghiacciato e spara.